Ogni giorno emergono nuovi risvolti sulla tragedia avvenuta a Castelfranco, a 800 metri dalla discoteca Playa Beach Club. A quasi 2 settimane dall'omicidio di Lorenzo Cristea cominciano a definirsi e cristallizzarsi alcuni aspetti. Intanto sono salite a 3 le armi sequestrate. Una è quella militare sporca di sangue, sicuramente utilizzata durante l'aggressione. Sulle altre 2 lame sarebbero stati disposti degli accertamenti, ma i dubbi che possano essere state nelle mani dei ragazzi sono tanti. L'ultimo coltello è stato trovato in un campo. Un agricoltore che stava arando un campo ha trovato questo coltello sotterrato e ce lo ha segnalato, per cui abbiamo proceduto al sequestro e come gli altri 2 verrà inviato poi per le analisi di rito al RIS di Parma, previa appunto l'autorizzazione del pubblico ministero. La dinamica ormai sembra chiara, la lite dentro il privé della discoteca dove i 2 ragazzi nordafricani avevano un tavolino per una spinta, poi la discussione degenerata in offese fino all'intervento dei bodyguard che hanno bloccato i 2 gruppi invitandoli ad uscire. E alle prime luci dell'alba la tragedia consumata in pochi minuti. Le 3 auto con a bordo 8 ragazzi e 2 ragazze che partono incrociano Badr Rouaji e Tabe Nani. Il gruppo scende dalle macchine e inizia la violenta aggressione, poi le coltellate. A terra rimane Lorenzo Cristea colpito a morte. I funerali alle 14:30 alla chiesa ortodossa di Loreggio. Presente anche la sindaca di Trebaseleghe Antonella Zoggia, comune dove il giovane viveva assieme alla famiglia. Non abbiamo risposte come amministrazione, neanche come adulti di questo paese. Posso solo esprimere il mio grande cordoglio per questa morte assurda e porterò domani ai funerali di Lorenzo le mie condoglianze ai familiari, agli amici, a tutti quelli che sono ancora così colpiti e così sconvolti da questa morte. Saranno presenti anche gli amici, fra loro Alessandro Bortolami, che è uscito da poco dall'ospedale di Castelfranco ed ha espresso il desiderio di poter dare l'ultimo saluto a Lorenzo.